È una notizia tristissima che apprendiamo con immenso dolore, con lo stesso sentimento di sgomento che viviamo per tutti gli altri lavoratori deceduti e gli altri dispersi in questa immane tragedia. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, affida ad una nota ufficiale le sue parole commosse dopo la conferma che la quarta vittima identificata della strage della centrale elettrica di Suviana è il padovano Adriano Scandellari, responsabile Enel Green Power. Scandellari, con il suo sacrificio, ha onorato fino in fondo la stella al merito del lavoro che ha ricevuto l'anno scorso dal presidente della Repubblica Mattarella. Il Veneto non lo dimenticherà, ha detto Zaia. I sindacati padovani in piazza per lo sciopero hanno esteso da 4 a 8 ore l'astensione dal lavoro per il comparto elettrico. La manifestazione sotto la prefettura di Padova è iniziata nel ricordo di Adriano Scandellari. Ahimè, non c'è da meravigliarsi perché il contatore corre velocissimamente. 100 morti in un anno e 1000 morti in Veneto e 1000 morti a livello nazionale non accadono per caso, perché siamo in presenza di un lavoro che è sempre più sfruttato, che è sempre più frammentato, siamo in condizioni di sempre maggiore precarietà, siamo in condizioni purtroppo di una filiera dove si va alla ricerca del subappalto, adesso chiaramente dovranno essere accertate le condizioni che hanno portato, tra virgolette, a questo incidente. La CGIL chiede che venga istituita la patente a punti per le aziende che non rispettano contratti, regole in materia di sicurezza e contrattazione sindacale. La UIL invece chiede che venga istituito il reato di omicidio sul lavoro. In molti casi, troppi casi, si tratta di omicidio sul lavoro, quando si tolgono i dispositivi di sicurezza da una macchina, da un orditoio per produrre di più e l'operaio, l'operaia muore stritolata, non è un incidente, è un'altra fattispecie che io chiamo con il nome proprio di omicidio. Anche il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, ha espresso profondo cordoglio per la morte di Adriano Scandellari e ha rivolto un pensiero di vicinanza alla moglie e alle figlie dell'ingegnere di Ponte San Nicolò, che era impegnato anche nel consiglio pastorale del suo comune, e vicinanza anche al fratello Don Leonardo, parroco della diocesi padovana. È tempo di attuare una riflessione forte, perché il lavoro è uno dei luoghi in cui si esprime la dignità della vita umana, ha concluso il vescovo, che invia una preghiera a tutte le famiglie delle altre vittime, dei dispersi e dei feriti.